1, 2, 3. È buona la seconda partenza, Flambeau del Pino gira dal numero 1 molto bene, subito attaccato da Zingaro Gad con Elena Bruniera che prova a mettersi in prima posizione, non sembra avere l'ok di Flambeau del Pino, per cui Zingaro Gad si accoda in seconda posizione. E ovviamente tutti gli altri sono partiti in maniera meno svelta di questi due primi protagonisti che compiono i primi 200 metri in 15,4. Abbiamo la rottura di Ferguson che è eliminato perché sta percorrendo il pistino interno, quindi 1, 5, 2, 4 sono le prime 4 posizioni, quindi Flambeau del Pino, Zingaro Gad e poi abbiamo quindi Fanny che si è messa in terza posizione. Gli altri cominciano già a risalire il gruppo con un po' di spintoni e sportellate, 400 metri in 31,4, ha già abbondantemente ripreso in mano Daniele Zanardi e arriviamo ai 600 metri con un parziale di 46,3, di tutto comodo per questo momento. Arriva subito una bordata e arriva l'attacco deciso di Di Luca Mo, uno dei cavalli che probabilmente daranno sicuramente un'accensione a questa corsa. Di Luca Mo ci prova con la sua tipica andatura tutta testa in bassa, arriviamo a 1,17 per gli 800 metri. Di Luca Mo vuole sfondare, dice di no Flambeau del Pino e a metà della curva rimane davanti, quindi il no è assolutamente determinato. Quello di Daniele Zanardi quindi rimane a destra di Luca Mo dopo questo ulteriore strappo della corsa. Di Luca Mo lo vedete in questa andatura sua assolutamente caratteristica, 1,24,8, 1,18,8 per il chilometro. Arriva anche Helmut in terza ruota e si muovono ancora le acque. Helmut prova a passare davanti a tutti ma rimane comunque confinato in terza ruota per l'opposizione. Anche che Di Luca Mo diventa molto complicata l'avventura per Helmut in terza ruota. Dietro di lui abbiamo anche Cobalto di no, che dietro invece abbiamo Zingaro Gad che attende gli eventi. Andiamo negli ultimi 600 metri, siamo nella retta delle scuderie e veramente è una corsa senza attese, senza pause. Flambeau del Pino continua a rimanere davanti, Helmut continua in terza ruota con Di Luca Mo sempre in mezzo. Retta delle scuderie in 14, è una roba importante quella che sta venendo fuori. Flambeau del Pino resiste davanti a tutti, prova a risparmiare tutto quello che può Daniele Zanardi. Quando siamo a metà della curva, stiamo arrivando verso il finale, continua assolutamente senza interruzione questo attacco. Sono 4 cavalli praticamente a ventaglio. Flambeau del Pino cerca l'open stretch, Zingaro Gad ci prova, Helmut arriva dal fondo, Cobalto di no e Cobalto di no, attacca l'1 e il 5, Cobalto di no, forse riesce a coprire Zingaro Gad che è riuscito a intrufolarsi in open stretch e forse riesce a superare Flambeau del Pino. Dobbiamo vederlo slow motion, quindi Flambeau del Pino prova a guardarsi a sinistra, a destra, Zingaro Gad trova il momento giusto per infilarsi in open stretch. Zingaro Gad mette una testa davanti al numero 1 ma arriva come un missile Cobalto di no che è partito dalla quarta ruota in curva. Cobalto di no si avvicina ma non riesce probabilmente a coprire, Zingaro Gad che è il probabile vincitore di questa ultima corsa. Quindi Zingaro Gad con Elena Bruniera si aggiudicano questo premio Club Gentleman Emilia Romagna e si porta a casa il risultato precedendo probabilmente, ma ovviamente i giudici dovranno andare a vedere, precedendo Cobalto di no e al terzo posto Flambeau del Pino.